Mostra insomma che si stanno interessante tantes universitàs per tanto riguardo il fruntilimente e vinse altro un professore che dà space anche al guide e des visites sul tilimenta, il professor Nicola Surian, docente dell'Università di Padua e direttore del Dipartimento di Geosciences. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, professore, cerchiamo di capire anche quelle che sono le peculiarità del fiume Tagliamento, anche perché, come lei ben sa, in oggetto c'è una discussione molto lunga che dura almeno da 60 anni su quelle che sono le opere anche impattanti e soprattutto ha provocato anche delle intense discussioni a livello politico. Però si è detto anche più volte all'interno di questa trasmissione che il tagliamento è un unicum e sta dividendo le persone. Cerchiamo di entrare all'interno della discussione scientifica. Sì, in effetti definirlo un unicum è vero, sicuramente in ambito italiano, ma forse anche europeo, e il motivo è, io parlo per quello che è un po' di mia competenza, cioè più gli aspetti geomorfologici e quindi quella che è la morfologia, i processi di trasporto solido del corso d'acqua. È un unicum perché rispetto alla maggior parte per esempio dei corsi d'acqua alpini ha subito nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, un impatto antropico decisamente più basso rispetto alla maggior parte appunto degli altri fiumi. Anche il tagliamento chiaramente è stato soggetto ad alcuni impatti antropici, in particolare a prelievi di sedimento, però nonostante questo mantiene dei caratteri di naturalità decisamente più elevati rispetto a tutti gli altri fiumi di queste dimensioni, cioè di un fiume di medie e grandi dimensioni, quindi con un bacino di oltre 2000 km quadrati, quindi in questo senso quindi oltre a una forte naturalità ancora dei processi, ad esempio rispetto ad altri fiumi ha molte poche dighe, molti pochi sbarramenti che interrompono quindi anche la continuità dei processi da monte verso valle, è un fiume quindi che da un punto di vista geomorfologico è estremamente dinamico, una grande ampiezza, una morfologia molto complessa, quindi lo rende effettivamente un unicum. E questo lo abbiamo definito, poi ci sono stati anche i prelievi, le captazioni che sono anche a monte, che hanno determinato anche dei problemi anche strutturali, ad esempio anche a degli abitati. Però cerchiamo di capire come si fa oggi come oggi a conservare un fiume e a mettere assieme quelle che sono le esigenze moderne. Credo sia una cosa molto complicata, perché voi lo studiate, allo stesso tempo lo amate, lo spiegate, e però bisogna dire che la discussione che è sorta è in particolare riguardo il corso medio e delle opere da effettuare. Ecco, come si fa? Vedo che per tantissime persone non si dovrebbe fare niente, oppure bisognerebbe procedere in modo molto delicato. Sembra che spesso vengano decise proprio le opere più impattanti. Lei che ne pensa? Anch'io penso che almeno l'opera che ultimamente è stata proposta, anche se non è probabilmente un progetto molto preliminare, effettivamente anch'io ho guardato quel documento e mi sembra un'opera piuttosto impattante. Detto questo, è chiaro che appunto sono tanti anni che se ne parla in termini di interventi, di opere che devono e sono necessari per ridurre il rischio idraulico nella parte bassa, quindi sostanzialmente nel tratto verso la Tisana, perché l'ultimo grande evento del 66 poi sicuramente ha insegnato, ci ha mostrato che in quel tratto il fiume è estremamente critico, quindi qualcosa deve essere fatto rispetto allo stato attuale. Lo stato attuale chiaramente da un punto di vista idraulico non è sufficiente, però è anche vero, per quello che abbiamo detto poco fa, che in un fiume con queste caratteristiche, per quelli che sono il modo ormai con cui sia la scienza ma anche la pianificazione e la gestione dei corsi d'acqua è progredita negli ultimi decenni, bisogna cercare di trovare delle soluzioni che veramente siano il più possibili, che tengano conto non solo della mitigazione, della riduzione del rischio idraulico, ma anche del valore ambientale di un corso d'acqua e, come abbiamo detto prima,
il valore ambientale complessivo del tagliamento è veramente molto alto, quindi qui concordo con chi appunto vede nel cercare una soluzione deve essere una soluzione che veramente sia il meno impattante possibile su quelle che sono tutte le altre dinamiche, diciamo, geomorfologiche e anche da un punto di vista ecologico, insomma ambientali nel suo complesso. Quindi è vero che non so se siamo andati finora così a fondo nel cercare di trovare una soluzione che concili questi diversi aspetti che nella pianificazione ormai di un corso d'acqua devono in qualche modo trovare una soluzione di convergenza, insomma. Professore, ecco, una cosa molto importante è che negli ultimi periodi si cerca di rinaturalizzare anche molti fiumi. L'esempio o gli esempi, ad esempio, sono nel nord Europa, se proprio vogliamo, ma non solo. Io ricordo molto bene un'alluvione della Sava, proprio perché sono passato da quelle parti. Se avessero costruito sulla Sava, come talvolta hanno fatto sul tagliamento, credo che i centri abitati sarebbero stati portati via, e di danni ce n'erano ugualmente, anche per una questione, immagino, anche di poca possibilità di scorrere per quanto riguardava l'acqua. Io l'ho osservato da lontano, insomma, da viaggiatore. Però c'è da dire che negli ultimi tempi c'è maggiore consapevolezza. Ma come facciamo a spiegare alle persone la necessità di mantenere un elemento ideale che non è solo paesaggio, non è solo estetico, ma pratico, perché abbiamo cercato di capire nella trasmissione anche come funziona un fiume e che non può essere soltanto ingegneristico? Sì, ha toccato il punto, l'ultima sua affermazione è assolutamente corretta, cioè in passato c'è stato un approccio e in parte anche adesso non è del tutto abbandonato, un po' troppo ingegneristico appunto nel gestire i corsi d'acqua, cioè sostanzialmente guardando molto o dando troppa prevalenza soltanto all'aspetto il corso d'acqua come un collettore in cui l'acqua viene trasferita da monte verso valle e poi le criticità che può causare questa fuoriuscita durante gli eventi di piena. Ma un corso d'acqua non è solo questo. Sì, non è un tubo, ecco, diciamolo. No, decisamente no, non è un tubo, e ci sono molte altre funzioni. Rimango un po' appunto nel mio campo, e la funzione fondamentale, per esempio, che ha in un funzionamento corretto un corso d'acqua è quello di trasferire ad esempio sedimenti da monte verso valle. Cioè nel momento in cui noi ad esempio alteriamo molto in un corso d'acqua quella che è la continuità del trasporto di sedimenti da monte, quindi dal bacino montano verso la pianura e soprattutto verso la zona costiera, stiamo creando dei grossi disequilibri. Quindi poi se alla costa per esempio arriva molto meno sedimento, questo in molti casi può essere proprio causato da forti alterazioni che noi andiamo a creare lungo per esempio un corso d'acqua. Quindi mantenerlo e farlo funzionare bene anche da un punto di vista geomorfologico, dei processi del trasporto, vuol dire garantire, e le facevo l'esempio della continuità del trasporto di sedimento verso valle, ma anche per esempio evitare, cosa che magari nel tagliamento non è così evidente perché è un fiume molto grande, ma per esempio in altri fiumi, e un altro fiume vicino a Udine, per esempio il Torre, dove per motivi similari, per esempio, in passato la forte escavazione ha causato una forte incisione del corso d'acqua e quindi anche una possibile destabilizzazione dei ponti, delle strutture. Quindi questi sono altri effetti estremamente negativi che una alterazione o un funzionamento non corretto del corso d'acqua, non corretto da un punto di vista geomorfologico, può avere delle conseguenze assolutamente negative. Beh, no, è stato anche molto, molto chiaro, ecco, insomma, ci vuole un approccio anche globale, ormai le possibilità e anche i cervelli ci sono, e lei, insomma, che è anche un docente universitario molto rispettato in giro, certo ci ha dato anche dei consigli fondamentali. Cercheremo di risentirci, anche perché lei ha anche origini friulane, questo è interessante. Nicola Surian, docente universitario
de Universitat di Padua e qualche vin sin tutto e proprio anche per capire di donde tutte una schirie di dinamiche e soprattutto stin fevelan proprio dal direttore del Dipartimento di Geosciences dell'Università di Padua. E grazie professore, cercheremo insomma di continuare a capire anche le dinamiche per capire anche cosa fare. Noi cerchiamo di fornire il nostro piccolo contributo. Le auguro buona giornata, grazie per il suo contributo, arrivederci e un mandi. Arrivederci, grazie a voi.